A te. Va bene, ti ha giocato in questo posto. Oh, bene, io ci sono intelligente per una raghetta, e faccio magari. Margherita, guarda qui sul faccia. Guarda cosa faccio. La camarera non è camarera. Ah, no? No, è una spina con scoprire segreto che li fa. Senza un pazziato, magari certi somiglianze sono troppo uguali e parlano chiaro. Che è tale quale abbiamo assunto. Questa è la fumata, è stata fumata. Ma dico io, ma perché non andiamo a mangiare? Cacca ci storici di matrimonio, fallisce. No, fallisce. State mancando una tavola perché non mi ammaggia. Stai magari scusate, ma guarda. L'unico matrimonio che interessa a me. Oh mio, no, ancora a capire! Aspetta zitto. Ma state parlando di mio fratello? Sì, stavamo a bere! Ma non si sente come per fanno, ma non mi ha È passata a Sì, sto parlando per il vostro fratello. Hai visto che capita buono? Sì. Ah, il Mattore, come ci sti mancando, venite! Oggi andiamo a mangiare. La città aspetta, ti dico fame che te ne stato stamattina, Ma che pensate? Parlate chiaro! Ha già parlato chiaro? Guarda che qualunque cosa dice una bugia. Ecco. Ma tu che ne sai? Lo so io e basta. Magari io tengo una buona dote. No! State mancando una tavola. Venga, mamma! Scusa, ma lei mamma di questa buona dote? E lo portatore è un dato della notte, sono sicuro! Io tengo una buona dote che parlo in faccia e a me non mi facilita. Durga, a vogliono. È figlia una e una. È figlia una. A me no! Figlio non lo vede! Un insato insieme a me. No! Come no? No, non volevo sapere. No, non lo volevo sapere, capito? Magari aiuto, ma magari... Mamma, aiuto. Mamma. Sì, ho capito. Anche io l'ho visto. No, niente, non è che niente, sono tutto zero di tecnica. Non preoccupare. Semplicemente, non è che faccio la verità. Ah, ma dice la verità? Ah, e va bene, allora è giunto il momento di dire la verità. Io ti vengo male che faccio, ma che sta facendo? Non ti preoccupare, devo dire la verità. E io dico la verità, non c'è problema. Anche lì, io sono... Sì, io sono... Lo zio della ragazza! Sì. Ah, è figliato! Ecco. Mamma mia! Sì, ce lo sapevo, per questo l'abbiamo fatto venire in casa come camerino. Sì, Buona vergogna, disonore della nostra famiglia! oh, come salvaccia! Voglio sapere il padre! Chi è il padre? Allora vi impazzire! Ora non è proprio in casa, ma è in casa! No, noi siamo i frati! Siamo in mano tutti in mano!
di tanti anni fa, capito? Che disgrazia. sì, per voi sapete. E non conosci la chista! Lavorato lì e tanti tempo fa. E in un momento di trasporto amoroso succedette che le vede la succede. Oh, tanto, non è quello, andare alla cancella. Poi so, c'è mi piace. Tu ma da parte di lui, perché non sta proprio sul garmante. Oggi andiamo avanti lì tutto il mondo. Capito? Pover quella novità, magari sua legittima figlia, la riconosce e va Albino! Ma che sta dicendo? Dio più buono! Sai che non voglio questa voce alla rupe, non mi sbaglio più uccido! No, non si Ah, mi chiamate così in questo momento, veramente un facile dire che tengo una figlia! Ma come che sono venuto accanto? Ah, ma io lo so, che lei è stato diavolo che me l'ha messo in capo! Io non sapevo che voi eravate padre! Ma padre nel senso giusto, padre di moltissime figlie! Ah, non è un padre! Ma tu devi parrocchiare! Siccome lei è una figlia che non è suo padre. Come? Non può spiegarti. No, dico, una figlia del papà. Senza papà? Senza papà, io per me non c'è mai stato. Ah! Ho capito, ho capito! Capito. Si tratta di inseminazione artificiale. No, scusa, no. Ah, ho capito, ho Ma capito! non mi ha capito. Si tratta di una consegna. No, guarda su, prende delinquente. Ah, ho capito, ho capito! Quindi sono una violenza! No, non me la faccio. Ha capito, poca missioni! Ma come mi dici una cosa d'altra unità? No, ma metti, non voglio dire questo. Io voglio dire che non lo conosco. Ah, che buono! Allora fatti per me vostro per la faccia, E che tenga, faccio un delinquente! No, ma non è vostro per salvare la sua faccia. Sentite, io comunque non voglio sapere niente e non sto confessando. Diciamo che questa figlia è stata provata dentro lui. Gran pezzo della scienza moderna! Mica si può fare un mezzo! Dopo, sì. Uno va a fare l'Africa e dopo un ridotto. Ma che sono pilota! Sì, ma perché dire che il diavolo sono stato io? Sono volate, sono volate. Capisco, capisco. Ma capisci la lavoro, Ma su per giù 16 anni. Siamo alle delle 16 anni e Margherita deve 15 anni. Non è stufato. Ma è giusto che ho detto. Secondo i calcoli voi avreste dovuto portare avanti una gravidanza di circa 20 anni. Sempre! E non ha cucina, se la mazza non mi dice! Mi ha scattato un Signore, comunque, come la moglie di Cesare io sono e devo essere al di sopra di ogni sospetto. Comunque non la vado via perché sono un po', come dire, un po'... Cazzato! Che sono queste parole? Sono un po' incavolato. Vi benedico tutti e che la pace sia con voi. Eccomi il tuo spirito! Cioè, E sia maledetto chi mal ne pensa. Ebbene, a darmi un ruolo loro che sia data faccia tanta. Sia lodato Gesù Cristo. Tanta luce, chi è padre della ragazza? Non ci interessa. C'ha basta la mano. E poi, pare che Margherita fosse una minorenne. Ha parlato buono, Margherita. Benissimo, non è che sono tre. Ormai sono da famiglia. Non posso sapere chi è la ragazza
certo. Ma che lei non c'è il tempo? La ragazza che state parlando, scusa. Gesù, stanno parlando una camaretta, un amico che mette verso la nonna. Mamma mia, già fatto un uomo fascino, che fissato. Lento, siamo io. Ne sto ci c'era un pollo non dava. Arrivato, chi non è meglio fissato? Ah, hai iniziato a stare in casa, siamo bene. È il meglio fissato da una giovane, è il figlio della figlia. Ma che devi dire che la Ma non ti preoccupare, ti faccio parlare da sola. Ma che mi interessa della camerina? Allora, io faccio licenziato, ma che me la porta a me? licenziato. Cioè, ma non ti scordare la figlia che è figlia. Ma che vuoi bene, aiuto, ma sa, non la carina? È figlia a me, sì. Ma che mi lo cornuto non vado, non so fare, e non so fare di. Ma la mamma è qui presente, sono una sottoscritta. Ecco, Va bene. E allora vuol dire che vi prendete la vostra figlia e ve ne andate. Poi e lei. Ci diamo tutte come San Francisco. Sei io d'accordo? pure, Vero? certo, sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, d'accordo, quando è bella, proprio felice, d'accordo. Ma che dire? Aspetta, non capite, è ginta. Magari scusa tu a me, però, figlio, che sono una ragazza male, dove vado? E dove vai? Vedi che l'anima di mamma ti è liberata. C'è una ragazza in gambe, capite? Poi noi ti verremo a trovare, non ti preoccupare. Però con l'accusa che mi è caduta addosso, capite? Che è la guaglione, come si chiama? Lauretta, brava, non mi ricordavo, mia figlia. Con il bambino che nasce, capito? Tu, lei, i bambini che nasci, tutto quanti là, ma se non potremmo stare. Il dovere di padre e di marito mi impone di agire così. Bello. E fate tu, E poi anche Bernardino. Avevi detto che sei andato a chiudere in uno ospizio. Poi ne parliamo noi, Bernardino. non ti preoccupare, ma parlo con te. Io non voglio vedere nessuno giù, non voglio aiutare a me come presto lo so, perché non la chiamate, alle scime non mi piace, se no va la però non voglio vedere nessuno giù e non voglio sentire nessuno giù, ma non mangio più e non bevo più, hai capito? Me ne va! Bravo. Cristi, hai fatto l'ultimo piatto di macaroni, non ho avuto niente, capito? E poi non mangio più! Ma ti mandare con Wendy. E per scappare. Per scappare. Ma io te ne viste da vedere. E fate forza a fare. Dimmi, ti senti scusato. E ditemi cosa. Si va solo tu mi da fare. Tipo perché avevo paura che faccia un film di scena. Quanto mai? Mi stavo male. Ma poi ci dobbiamo sul letto, mi dà roba, capito? Mammina. Ah, posso lasciare mai solo? Perché la lascio da sola? Ah, oh, guarda la mamma! Guarda la mamma, poi ci capisco mai dici. Ma perché aspettate un momento, non facilitando papà c'ha una più visto di stampa solo perché faccia una così un po' porta. Ma tu puoi riuscire tu mostri un po' la vita. Uè, che Cristi, non mi senti buone, ma... Che sta straburi. Come lo sapete che a me mi piace a morire, a quando, a
Gianni, Non si a Bernardino. vada proprio. Allora, chi è qui su tavola? No, è tu figlia così. Ma non signore, ma come la sai? È figlia mia, ma non vedi anche da letto la mamma? A tutto mi chiesto. Ma non hai dato una Sentite, non lo fa facile parlare, io saccio che c'è da voi, non sa. Ma tu stai Uè, si parla, caro, non venuto. E facciamo fare la bella quaderna. A mamma era tu, non siete voi, non siete figli a donna. A mamma vostra, non era mamma vostra. Dai, la faccio uno non pazzesco. E chi fa? Ma l'hai detto Cristina. Tu. O papà tu, prima che si sposò, perché c'è una promessa alla futura moglie, teneva una figlia, che tra poche scene si capeva bene. E facendo questa promessa dice che leva lì da sta casa e leva crescere come una figlia. Aspettate perché la nota poi a te, ma che stai dicendo? Hai solo che avere nessuno. Margherita, ce l'hai tu papà mi venuto. Io e Geppino l'abbiamo sempre saputo. Sono ragionando, perché ne vuoi troppo bene. Ma tanto un po' E tenete un po' di ma che fate di nuovo mi stai parlando? Aspettate perché voi comune nata ma perciò guardi che sei. E ma come facevano mamma? E io pensavo che lo facevo che era a mia figlia prediletti. Lo facevo a tutti i servizi come una schiava. Ma come? È morto durante l'anno brogliato. Margherita, Zitto, zitto perché voi non potete capire. È come a uno che stiamo usando con tutta la vita. Punto, preghiera. E poi ci dice che non esiste più. Mi piace non ci deve essere. Ma lo sa è che io sono mista. Lascia. Dice. Lascia, non preoccupare, Cristina è innocente. Avaglione è figlia di Giappino. E come nasci? Devi cercare figli a te. E come poteva uscire? Me l'ha detto mamma, anzi, la mia figlia. Ma ha fatto festa per l'ultima volta della Questo si è avvenuto. Babbo che non è come si è scesa, assolutamente non può parlare di questo. Margherituccia, Margheritina. Tu, aspetta, Margherita, si va bene. Ma non va niente, quello che facevo. Tu non mi devi dire che tu devi dire solo. Ma chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? Scusa, ma hai fatto bagno dei figli miei? Scusa. E tu, fai i figli tuoi. Per guardare una vita a me. Margherita, non ti sposare se non si sposa Bernardino. E riempire Geppino. Allora Cristina, ricevere le figlie a te. Sportiva, ci vuole la vita, sta a te. Ma i figli sono figlio. Santi di la grande papà. E non è pure papà. Cioè, i figli sono figli. Ma tu mi stai a mettere in morte. Ma i sono delle da cresciuto. Perciò, ma cresciuto. E chi il rumore di alla scioppo. Cresciuto mangiato. Ma tu a te ne ritardo. Non figlia, non mi affiglia a te cose mie. No, ma io, nata dall'amante di mio marito, capisci? Tu vorresti frustrare ogni modo che la vede sotto a luce. Vorresti sfumare un po' l'adesso tutto il male che ti ha fatto a mamma. Ma vorresti, era creatura. Che tu è? E da sicuro. Ma come da sicuro? Come un rumore mola la vita fa niente. Adesso capisci che ogni tanto ritenere per scappare. Non ti date i capi? Non pizza, non fa carriera. Non fa carriera. Ma chi è che fa carriera? Insomma, si cambia tutto. E ti là, se tu devi sacrificare per figli miei,
io posso ho spropominato il forte la mia onorabilità. Dici me la nessuno in cui ha fatto. Ma no, perché avessi mai fatto scarafone? Perché lo scarafondo non è che è un animale innocente. Lo scarafondo non pizzica, non scippa, non mozza, ma sta là e lo manda solo con la presenza. Perché fa schifo, non è che fa schifo. Giacchi, sta fino a me. E vediamo. Ah, ok. Sì. Poi, già ti dai sei, me lo voglio, è Pasqualino! Siamo a Roma 9-7! Dai, lì c'è una straniera! Basta con e ma che te voglio capitare? Te voglio no! Ma con chi lo pensa? Sì, faccio capire. Ho fatto con me. No, scusate, non è nessuno. Sono tutti pensieri che mi sono trasformato. Forza, nessuno vuole per la sua domani, guarda. Bella vita. Gli amici, Io tu e Pasqualino. sì, ci andavo pure a Pasqualino. Siete, però sto pensando a una cosa. Che oggi sono dovuto prima da poco. Ha giunto a Giappino che diceva siamo tutti insieme. Ma non è possibile. Ma perché tu giustamente pensai, che tu non puoi capire. Mamma tua non è mamma mia. Io e te non siamo fratelli per la vita. E vabbè, ma perché non è rispetto alla signora quando devo bambini in braccio? Che è la mamma dov'è? E tu che ne so? E c'è la signora che prima accompagnava il bicchiere da stesso braccio. E che c'è sì? Che mio figlio è? Ma tu che ne so? Ma non puoi questa cosa. Oggi dice che l'amore è amore. Noi siamo tutti frate e sorelle. E poi, chi si può succedere? Non è una crisi passeggera. No, Ma mi devo dire, rimaniamo qua. Sì. Rimaniamo qua e sono tutto quanti insieme. Perché in fondo, a mamma. E sempre mamma! Thank you.